Sono una realizzazione che ormai da 4 anni l'Istituto Bellieni realizza attorno a dei seminari filosofici che hanno come argomento e tema la pratica nella vita quotidiana. Sono il risultato di esperienze seminariali che hanno coinvolto tante persone in tematiche relative alla propria esistenza e al proprio coesistere nella complessa società contemporanea. Nasce proprio dentro un'esperienza maturata con l'Officina Filosofica dell'Istituto Bellieni. In questa esperienza abbiamo lavorato insieme ai corsisti al fine di cercare di comprendere un po' meglio come la società contemporanea è fatta, analizzando e cercando di vagliare alcune ipotesi che ci hanno messi in gioco personalmente. E in questo numero particolare abbiamo affrontato un po' la sintesi di alcuni temi che sono divenuti poi oggetto di un importante convegno, il sacro, la memoria e il tempo, che l'Istituto Bellieni ha organizzato nel 2019. A questo importante convegno sono stati invitati relatori che potessero declinare i temi relativi al tempo, il sacro e la memoria a seconda della loro competenza professionale. Importante appendice fatta a questo convegno sono state le pillole di filosofia. Nel nostro quaderno le troverete in italiano e in sardo e sono chiamate pillole di filosofia, píndulas de sabiduria, perché esse abbracciano i temi che abbiamo comunque esplorato durante il nostro convegno e sono per essi una restituzione che la cultura sarda ne ha dato della sua esperienza millenaria. È rivolto quindi alle persone appassionate di temi filosofici, ma soprattutto appassionate dei temi della vita e dell'esistenza nell'agire quotidiano. I nostri quaderni nascono per rispondere a delle esigenze concrete. Non è necessario per partecipare ai nostri seminari di nessun tipo di preparazione specifica o accademica. Sono rivolti a tutti perché dentro la vita di tutti noi questi temi trovano la loro ispirazione naturale. Diciamo che conoscere è una di queste. Cercare e ricercare se stessi è la seconda, incontrare l'altro è la terza. Non riteniamo infatti socraticamente che il vero sapere, quello che merita di essere cercato e vissuto, è proprio di essere se stessi, il proprio sé comunitario, la propria esperienza che si concretizza nel fare, nelle relazioni umane, in quelle dimensioni più sacre del nostro esistere e che, tragicamente, rischiano di essere smarrite e disperse nella confusione idolatrica cui ci espone l'epoca contemporanea.